Buongiorno da Albarella, seconda edizione del Festival del Paesaggio, dove si invita ad immergersi in un mondo di bellezza e di ispirazione dove la natura si fonde armoniosamente con la cultura. Secondo appuntamento, dopo tanto della stagione già iniziata per noi dalla Pasqua, con tantissimi eventi. Questo evento per la seconda edizione si unisce a tantissimi eventi che fanno parte di questo festival, come proprio per promuovere la cultura del paesaggio tra i proprietari e gli ospiti, partendo con un grande messaggio per l'ambiente in un momento in cui i cambiamenti climatici stanno sicuramente avvenendo. L'estate sarà ricchissima di tanti eventi, ma l'estate per noi è già partita con questo Festival del Paesaggio, partirà con una mostra per celebrare i 100 anni del surrealismo con il grande maestro Salvador Dalì, che sarà inaugurata l'11 maggio. L'estate ospiterà un'altra edizione della Milanesiana, che fa tappa anche quest'anno nella nostra isola, e poi altri tantissimi eventi e concerti che non si potrà mancare. Ecco, avete mantenuto il target di clientela come l'anno scorso, con gli stranieri in particolare? Gli stranieri sono sempre gli ospiti principali della nostra isola, soprattutto nella bassa stagionalità. Avremo una Pentecoste ricchissima con un tutto esaurito che da tanti anni non si raggiungeva, e anche l'estate sarà un'estate in cui la presenza straniera in isola sarà sicuramente importante. Però gli italiani che hanno cominciato a conoscere l'isola durante il periodo del Covid l'hanno apprezzata e continuano a soggiornare durante l'estate, soprattutto nel mese di agosto, il periodo di festività principale per il mercato italiano. Indubbiamente per Albarella, per il nostro Delta del Po, esaltare tramite un festival il paesaggio credo sia la soluzione migliore, anche perché è proprio il paesaggio che fa parte del pacchetto, che quando uno viene in vacanza e ha la possibilità di vedere la bellezza con i propri occhi della natura, e perciò con queste installazioni, con queste opere di landscape the garden che hanno fatto, si va a sottolineare sempre di più l'importanza e la cura dei giardini qui nell'isola. Ecco, una stagione importante anche per Rosolina Mare, quindi cosa si devono aspettare i turisti che vengono nel vostro comune? La stagione sta iniziando bene, le prenotazioni vanno alla grande, e come sempre noi siamo pronti ad accogliere la nostra località con anche dei calendario ricco di eventi. Quest'anno tra l'altro abbiamo introdotto un esperimento che dopo 2 edizioni a pagamento il Rosolina Beach Festival sarà gratis, Carnevale d'estate, il Rosolina Comics, una 3 giorni dedicata ai cartoon, al mondo del manga, e tante belle novità per i nostri turisti che sceglieranno di venire nella nostra località.